siamo qui oggi a parlare di tutela della lingua sarda. È un argomento che certamente merita di essere esaminato e attentamente analizzato, perché in Sardegna effettivamente noi abbiamo avuto una necessità di risollevare all'interno dell'opinione pubblica questa tematica. Per fortuna adesso noi ci stiamo trovando di fronte a una crescita dell'interesse generale per la tutela della lingua che è sempre stata vista però, a mio parere, come un diritto dei sardi, quello di poter parlare nella loro lingua nativa. Però in realtà non si tratta di un diritto, in realtà io penso che si tratti di un dovere, cioè di un dovere civico, il dovere che ciascun sardo ha di poter esprimere, di doversi esprimere nella sua lingua, diciamo la lingua d'origine, la lingua che per forza di cose da 150 anni in Italia non è più possibile utilizzare come lingua ufficiale. E noi sappiamo benissimo, perché ci è stato riconosciuto anche da importanti corti giurisdizionali, che in realtà il sardo non è un dialetto ma è una lingua. E da ultimo ce l'ha detto la Cassazione nel 2014, che ci ha appunto chiarito che il sardo può essere e deve essere utilizzato anche nel dialogo che ogni cittadino fa con le pubbliche amministrazioni e anche nell'ambito della stessa amministrazione giudiziaria. Pochi sardi sanno che il processo deve essere in sardo se il sardo, cioè se il cittadino sardo richiede che questo sia svolto nella sua lingua. I presupposti sono solo che faccia questa richiesta e che indichi all'autorità giurisdizionale, diciamo così, il provvedimento della provincia in cui lui si trova, che ha adottato uno standard linguistico. Fondamentalmente purtroppo non c'è stata la pubblicità dovuta anche a queste pronunce giurisdizionali, che invece pure ci sono state e sono state, diciamo, dovute a Dodore Meloni. Dodore Meloni è stato un grande patriota, difensore della lingua sarda, e mi fa piacere ricordarlo in questa occasione, insieme anche ad Oreste Pili, che io ho incontrato tante volte nel mio studio e con cui abbiamo deciso a suo tempo di impostare un'azione concreta a tutela della lingua, perché noi sappiamo benissimo che una lingua si può difendere solo con delle azioni positive. Azioni positive sono cioè quelle azioni che si avvalgono anche di strumenti giuridici per portare non solo all'attenzione dell'opinione pubblica un problema, ma far valere anche lo strumentario giuridico che l'ordinamento predispone per tutelarne appunto l'applicazione. E quindi oggi noi ci troviamo di fronte proprio a un'azione positiva. L'azione positiva che sta facendo questo convegno è quella di diffondere un format, cioè un modulo precompilato, con il quale ciascun cittadino sardo può chiedere alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle pronunce della Corte Suprema di Cassazione, di dialogare con lui nella lingua nativa, cioè di poter parlare in sardo oltre che in italiano. È un bilinguismo completo quello che i sardi devono chiedere, quello che i sardi appunto hanno il dovere di esigere nell'ambito della comunità nazionale, perché il parlare il sardo non è semplicemente un isolarsi dalla comunità nazionale, ma è una integrazione maggiore in una comunità nazionale nella quale le diversità sono costituzionalmente valorizzate. Quindi noi ci troviamo di fronte a un dovere comune che tutti abbiamo di far valere questa diciamo, possibilità, anche perché l'unità della popolazione è basata su una comunanza di lingua. Noi sappiamo che storicamente lo stesso Churchill, che noi conosciamo tutti, primo ministro inglese, campione diciamo, della resistenza dell'Inghilterra contro i tedeschi nella seconda guerra mondiale, lui ha detto chiaramente: per dominare una popolazione basta togliere alla popolazione la sua lingua nativa. E quindi noi abbiamo il dovere di capire che la nostra partecipazione all'Unione Europea
e alla comunità nazionale non può che essere una partecipazione fondata sulla possibilità di esprimerci nella nostra lingua, di poter dire quello che pensiamo, di poter essere quello che siamo, ma di poterlo fare sempre nella lingua natia. Sappiamo benissimo che a livello regionale è in corso la discussione di una proposta di legge che andrebbe a incentivare la tutela della lingua. Oggi proporremo in questo convegno degli emendamenti a questa proposta di legge che prevedono l'eliminazione della lingua sarda comuna, perché è un esperanto, cioè è una lingua imposta dall'alto, che non è diciamo, la lingua nativa del popolo sardo. Qualsiasi battaglia per la difesa del sardo non può che passare attraverso il riconoscimento di questa realtà linguistica. Noi non dobbiamo essere costretti a imparare una lingua fittizia che ci viene imposta dall'alto, nella quale ci si danno delle regole grammaticali che non sono le regole che noi abbiamo nel sangue, le regole della nostra nascita. Noi dobbiamo parlare il sardo e non l'esperanto. È per questo che oggi abbiamo deciso di fare questo convegno e di iniziare questa campagna. Grazie.